Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24 TV e benvenuti al nostro nuovo format, gli occasionali, dove non si parlerà di calcio. Grande novità per noi di Calcio Napoli 24 TV, ogni giorno vi terremo compagnia dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì, in questo nuovo podcast dove proveremo un po' a mischiare le carte. Noi parliamo sempre di calcio, ma questa volta di calcio non ce ne sarà traccia. Proveremo a conoscere meglio la Napoli attuale, dai social alla cucina, alla musica, all'arte, per provare insieme a voi a scoprire qualcosina di nuovo. Innanzitutto grazie ai nostri registi Emanuele e Vittorio Bernardo, da Riccardo Catapano, con me Vincenzo Testa, che ringrazio e saluto, il mio co-conduttore. Ciao di fiducia. A tutti. E per cominciare questa prima puntata degli occasionali, ed avrei una grande responsabilità, diamo il buon pomeriggio a Violet. Ciao Violet. Ciao, buonasera a tutti. Applauso sonoro. Ce ne dai gli applausi finti in Li regia? faremo poi, registriamo Li questa faremo. puntata. Li faremo. Applausi ufficiali. Grazie mille per l'invito. Oggi quindi tratteremo di social. Io l'ho detto prima, sono un boomer, me ne vanto di questo, poi tu mi spiegherai che cos'è il boomer e un Sì. boomer. Però io ti faccio subito la prima domanda, visto che io non ne capisco nulla, sui social io vado a leggere streamer, gamer, tiktoker, youtuber, di tutto, di più. Di che ti occupi, cara Violet? Allora, io faccio un po' di tutto, però principalmente faccio le live su Twitch, quindi sono una streamer al 100%. Ok. Questa cosa la faccio da 4 anni, poi ho iniziato, io con YouTube ho iniziato molto prima, però adesso faccio live tutti i giorni su Twitch, poi cerco di fare un video a settimana per YouTube e poi per TikTok cerco di pubblicare ogni tanto qualcosa. Ovviamente non posso fare tutto, impazzisco ogni volta perché è veramente stressante, anche se non sembra, ma è molto stressante trovare idee e fare cose nuove. Assolutamente, anche perché immagino che la competizione sia leggermente agguerrita per quanto riguarda questo mondo. Poi tra poco entreremo anche nel dettaglio come nasce il tuo personaggio, come ti è venuto in mente di fare tutto questo. Io ho letto che tu hai cominciato anche come gamer. Sì. A che giocavi come gamer? È Fortnite. A Fortnite. Sì. Tu hai mai giocato Quindi a Fortnite? recentemente alla fine, perché Fortnite sì. non è uscito da tanti anni. Oddio, Fortnite c'è da un bel po', tipo Io lo conosco da boomer. almeno, quindi pensa un po' almeno te. da 5 anni sì, almeno da 5 5 anni. sì. Tu hai iniziato a streamare da quanto? Sono 4 anni. Quindi quasi subito Sì. dopo l'uscita di Fortnite. Sì, vabbè, però non porto solo Fortnite, io porto tanti videogiochi, quindi tra Code, Chiaro. oppure che ne so, Ok. giochi horror che mi piacciono tantissimo, che è una sfida che faccio insieme ai ragazzi che mi seguono in live, che non c'è, diciamo, io ho molta paura, quindi questa cosa a loro diverte ancora di più vedermi terrorizzata e quindi si divertono. È bellissima Eh, questa sì, cosa, sì, sì, insomma, sì. Godono nel vedere le persone godono. terrorizzate. Sì. Ma Sì, tu no, inizi prima di Twitch, giusto? Stavi dicendo prima che hai iniziato su YouTube. Io mi ricordo già dei video con altri YouTuber. Sì, esatto, ho fatto dei video con altri youtuber, con un altro canale e poi vabbè facevo la fotomodella, quindi completamente tutt'altra cosa rispetto Non a l'avrei quello mai che detto, faccio oggi. guarda, vai. Vabbè, ci sta. Se non sbaglio, correggimi se sbaglio, facevi parte di una community Suicide Girl. Sì, all'epoca sì. Sì, ok. E hai fatto dei video anche per cantanti famosi. Sì, Sal Da Vinci, Clementino, Marrakesh e Rocco Hunt. Ah, quindi hai Sì. un bagaglio di Sì, esperienze. Io sono abbastanza. rimasto su Suicide Girl, ovvero? È una piattaforma dove ci sono delle modelle tatuate. Ah, e quanti tatuaggi hai? Più di 30. Non li ho contati più. A un L'ultimo certo fatto? punto. Primo e ultimo, vai, facciamo. Allora, il vai. primo è questo qua. Ok, che E dice quello? l'ultimo è questo qui. Quello dice mi pare. The lips are the key to the heart. Sì, le labbra sono la chiave del cuore. Ah. E questo è il primo e l'ultimo. Però non li conto perché ho perso il conto. Ormai. Ma A se un certo quelli punto- dicono, bisogna farli pari, dispari. No, all'inizio sì avevo questa teoria, poi A un ho certo lasciato punto. andare, sì. Ha senso. E E poi quindi tatuaggi niente. Io ne ho tre Io- in realtà. Ho Ah, questo, eccolo. ne Ah, ho uno ok, là qua, ancora. ne ho un altro qui, che è un ideogramma giapponese, e c'ho il Geco qua sul. Ah, il Geco. Geco Che non Ho si può sentito far la vedere. voce fuori campo. Sì, che è diventato un coccodrillo, perché il Geco ormai vista la pancia. ci Ah, sta. No, io sono vergine. Il Ancora Vabbè, immacolato. tu ti farai CN24. Assolutamente, in Te petto. lo fai in fronte. Sì, in fronte CN24 e mamma sul petto perché Esatto.
sempre nel cuore, mamma. Salutiamo la mamma di Vincenzo. Ciao, mamma. Detto questo, torniamo a conoscere meglio la nostra ospite, non divaghiamo troppo. Abbiamo detto che gamer, streamer, Twitch. Come Sì. nasce Twitch? Allora, la faccio molto semplice. Girovagando su internet, io non conoscevo questa piattaforma 4 anni fa. Però, allora, avevo la PlayStation 4 dove c'erano tutti questi ragazzi online su questo videogioco, Fortnite. Ok. Ho detto, boh, ma che cavolo è sto videogioco? Non lo conosco, voglio andare a vedere per sfizio, così per curiosità. Cerco Fortnite su Google, così a caso, e lì è il periodo che io facevo la fotomodella da 4-5 anni. E cerco su Google Fortnite e trovo questa piattaforma di nome Twitch. Ho detto, boh, andiamo a vedere che cos'è. Clicco e ci trovo completamente un mondo, cioè un mondo che non conoscevo. E ho detto, no, vabbè, ma che figata. E mi sono creata l'account, però non ho streamato subito. Tipo ho aperto l'account a settembre, ottobre, e ho iniziato a streamare verso gennaio, giusto per vedere un po' come andava la situazione. E lì poi subito. Allora, fa Cioè, strano. immagino i numeri subito a crescere. poi. Vabbè, all'inizio è un po' difficile perché ovviamente essendo un canale piccolo Cioè, tu le prime cose che hai fatto su Twitch, una volta che hai iniziato a streamare, cosa facevi? facevo just chatting, che è parlare con le persone, chiacchierare del più del meno, videogiocavo, facevo queste cose qua e lo facevo all'inizio avevo 2 letti separati e streamavo dal letto. Ah, Prima di una cam vera, di una videocamera vera, c'avevo la webcam della PlayStation. Ah, ok. Ah. Quindi cioè ho iniziato a streamare dalla PlayStation, poi dopo sono passata al PC. Ah, quindi si può streamare anche dalla PlayStation. Faceva abbastanza Pena. sì. Vabbè, ci sta, però comunque i numeri li iniziate a fare con quello. Sì, ma infatti questa è la cosa che mi sta molto a cuore. Da una PlayStation ad avere un PC vero e proprio e fare tutti questi piccoli passi. E da lì io facevo la fotomodella, ho fatto la prima live su Twitch, non ci ho capito più nulla. Cioè sono andata dritto per dritto, avevo pure 20 spect, manco a dire, vabbè sai, quante persone avevo lì. Perdonami, gli Specs. spect sono... E spettatori. Ah, ok, spect. Facile, ci volevo arrivare da Specs. solo. Boomer. Boomerissimo. E da lì ho iniziato, ho detto da domani non voglio fare più questo, voglio streamare su Twitch. Questo 4 anni fa, quindi era il 2019, 19. ok, perché io mi ricordo che molte persone hanno iniziato a streamare durante la quarantena. Tu hai iniziato Tantissime prima. persone. Tu Io hai ho iniziato prima, sì. Mm. Infatti io ho visto tutti i cambiamenti. Hai dal vissuto prima, la piattaforma mentre e dopo. e iniziavi già a guadagnare già nel primo anno. Il primo anno sì, qualcosina sì. Per Avevi... questo però pure sono curioso. Cioè, come si guadagna con la piattaforma? E con la piattaforma si guadagna tramite abbonamenti, che sembrano gli abbonamenti che fai al canale, l'utente che fa il canale con il Prime, che sarebbe la Sono prezzi Prime però Amazon. che decide la piattaforma, no? sì, assolutamente sì. E poi ci sono i bits, che è una moneta di Twitch, e poi ci sono le donazioni. Ok. Poi varia anche in base alle pubblicità che manda il canale in onda, quindi c'è Ovviamente tutto questo immagino più giro. specs hai, così. Per le più pubblicità, ovviamente- per gli abbonamenti, sì. Come Specs. Specs con la Z. Con la Z, specs. Hai visto, hai sentito? Ci sta, piano piano lo portiamo. Tra 4 anni Sì, anche io aprirò un ringiovanisci, canale. invece di imboomerirti. Ringiovanisci, ti- sono vecchio. Infatti, poverino, è un po' Vabbè, boomer, ci sta, però. Sono quello che è perculato in trasmissione. Infatti. Abbiamo capito? Ci sta. E quindi tu dicevi, tu hai iniziato a guadagnare nel 2019, chiaramente i guadagni tuoi sono aumentati nel tempo. Beh, certo, sì. Perché sei cresciuta sulla piattaforma. Noi sappiamo che tu in realtà hai anche superato i confini italiani. Sì, di tanto, ma proprio tantissimo, anche su YouTube. Tu però streami in italiano, com'è Sì. possibile questa cosa? Questo per esempio, vedi, anche da oltreoceano. io so che è molto complicato riuscire ad entrare nel mondo di Twitch America. Tu sei una delle poche Sì, streamer non italiane solo, che c'è riuscita. sì, esatto, ma spagnoli, francesi, americani, cioè chiunque, perché, ma la cosa che
mi fa sorprendere che loro arrivano dall'SMR, ok, e fin qui ci sta perché quello è mondiale, universale e tutto. Però la cosa che mi fa sorprendere è che rimangono tanti ad ascoltarmi in just chatting. Nonostante Oppure non capiscano nulla poi. No, perché... no, assolutamente. Oppure mentre gioco, cioè stanno lì dei ragazzi stranieri che fanno la visualizzazione, però ogni tanto vedi che ne so, mettono un emoticon, chiacchierano così, però Nella loro lingua. nella loro chiaramente. lingua, sì. Quindi diciamo è la chat che riesce a mantenerli. Ci sei chiesta perché rimangono nonostante non capiscano una parola? Perché saranno affezionati a me. Ha senso, ha senso. senso, Non sì, so che eh. domanda vuoi fare, quindi la lascio, Vabbè, ogni quindi tanto la- certo rispondo anch'io in inglese, ci mancherebbe, se no. Qual è la domanda? Quindi restano solamente, ovviamente sei una bellissima ragazza, quindi questo ecco, io lo sapevo immagino che io. questo aiuti anche parecchio, no? Ma quello sicuramente l'estetica fa il suo, sì, come in qualsiasi cosa, in una trasmissione televisiva, in un calciatore, in un modello, penso di sì. Ovviamente la bellezza è un discorso, però io ti dico la mia, cioè puoi anche essere bello quanto vuoi, però se non sai intrattenere o se comunque non riesci a andare nulla neanche in una conversazione, alla fine penso la gente dopo un po' si stanca, no? Assolutamente sì, abbiamo parlato di Twitch, tra poco ci torniamo, anche perché sono anche tante altre le piattaforme, hai detto YouTube, Instagram per esempio, che rapporto hai con Instagram, come lo utilizzi, come ti interfacci anche lì con gli utenti? Allora, Instagram ogni tanto, sai, ci sono le cose con fammi una domanda, Sì. ok, I ogni sondaggi, tanto queste sì, i cose qua. sondaggi, ogni tanto faccio sta roba. Però sto cercando di più di utilizzare TikTok. Ok. Almeno ci provo, perché comunque anche lì è molto difficile. O ci stai dietro, è un po' complicato. Io non essendo TikToker, quindi non ci provo. Perché ci provo giustamente chi ti segue su Twitch poi non è detto che ti segua su TikTok. Assolutamente no. Infatti da TikTok tante volte ho portato un botto di pubblico su Instagram. Mm. Oppure fanno tutto un giro, capito? E ti YouTube, seguono ovunque. Sì, e mi seguono ovunque, sì. E comunque Instagram lo sto utilizzando meno ultimamente, però comunque cerco di pubblicare anche lì. Per Come far l'ultima felice foto, tutti i come l'ultima tifosi. foto dello scudetto. Io non l'ho visto, ce l'abbiamo Emanuele l'ultima foto dello scudetto? Non l'ho Non abbiamo vista, lo scudetto. Non abbiamo la foto scudetto La di bandiera dalla regia. Poi la rifacciamo Ci qua, sta. però. Che poi tu... L'ho vista, è bella la foto. Dove l'hai vista? Me la Ah, fa ok, vedere. l'ha presa. Ringraziamo anche tra l'altro Vincenzo Credendino e Dino Viola che partecipano alla realizzazione. Accade tutto alle di- mie spalle, quindi io me ne accorgo Accade vedendo dietro, i tuoi esatto, occhi sì. illuminati. Ok, perfetto. Io ce l'ho alla camera del primo piano per questo. È la luce qua che è forte. Geniale, geniale. Senti, allora abbiamo parlato ovviamente di Instagram e altro, no? La curiosità perché Instagram, Twitch e roba varia, io credo ci sia anche un livello di monetizzazione ovviamente differente tra queste Sì. piattaforme. Sì, assolutamente. Fai numeri ovviamente diversi per quanto riguarda Twitch. Se volessimo pareggiare quelli che sono i numeri sulle varie piattaforme, qual è la piattaforma che in questo momento permette ad una streamer, TikToker o altro di monetizzare di più? Ma dipende dipende dall'influenza, dalla persona, da quello che fa. C'è chi ci guadagna di più con Instagram, chi guadagna di più con TikTok, anche dipende. Instagram e TikTok secondo me vanno un po' più di sponsor. Twitch, anche se non c'è lo sponsor, comunque guadagni del tuo facendo live. È diventato a tutti gli effetti un mestiere questo praticamente. Assolutamente sì. Sì. Come dicevi, tra l'altro io da quel poco che vedo, per esempio in pandemia, mi sono avvicinato di più a queste che erano determinate live. Io per esempio seguo la Formula 1 non perché vogliamo parlare di sport, ma vedevo i piloti che facevano Sì. le gare eccetera eccetera, ma quasi tutti di notte, cioè siete dei lavoratori quasi Notturni, della notte, tipo dei praticamente. Batman notturni. Cioè com'è possibile? Cioè per abbracciare anche, tu dicevi che ti seguono dall'America Sì. e altro, quindi ovviamente vai anche incontro a quelli che sono dei fusi orari diversi. Anche sì, ormai mi sono abituata. Cioè io, allora, pensa che in pandemia facevo dalle 8 alle 9 ore di live, quindi Quindi una giornata di lavoro e anche di più. Perché Cioè, da abbiamo 9 fatto ore. per lo scudetto praticamente tutte Sì. le ore di live, quindi figurati. E Quindi la tua adesso- vita, cioè i tuoi orari sono completamente cambiati. Eh sì. Vabbè, perché io inizio, dipende, allora,
quando ci sono le partite del Napoli, visto che faccio la reaction, inizio anche verso le 18, dipende se è quella pomeridiana, oppure alle 8, e poi faccio fino alle 2:30 di notte. Fino alle 2:30 abbiamo la foto. Ah, abbiamo la foto. Abbiamo la foto. Vediamo. Due commenti. Campioni della 3 bello. Non chiedetemi il colore di nulla. Che colore era lo scudetto, ti posso chiedere. Quello lo sai a prescindere. Ci sta. Questa foto, ma chi è? Chi è? Ma chi è? Non so chi era. Sicuramente non io, Vincenzo probabilmente. No, mi pare che io quel costume ce l'ho. Mi pare. Sì? Sì. Ah, figo. È Sì. comodo, eh? Sì, l'ho comprato. Guarda, non non ri- sta ascoltando. Mia mamma lo sa. Cavolo. Lo accetta. Scherzi a parte, torniamo a fare un pochino i seri, anche perché abbiamo parlato anche, insomma, di questa piattaforma che è Twitch. Ti ho chiesto anche se c'è molta competitività, e sicuramente sì. Che livello di competitività? Se c'è anche, ne parlavamo, dissing, si parla anche di dissing. Ti sei mai trovata tipo Ti sei mai situazione trovata- Fedez Luis? esatto, cioè c'hai un tuo, se tu sei Fedez c'è un tuo Luis, oppure Sì, la mamma, l'avvocato. mi so... esatto, bravo. Gne. Comunque sì, mi sono trovata soprattutto quando ho incominciato a fare l'ASMR, che poi, vabbè, non è che ero l'unica, però comunque in Italia sì, nel senso eravamo veramente in pochissime, forse si contavano sulle dita di una mano, eravamo in 2. E che poi la cosa... Adesso vi racconto come è iniziato l'ASMR in realtà. 2 anni fa, quindi da 2 anni che faccio l'ASMR, è iniziato perché stavo festeggiando i 100.000 follower su Twitch, quindi verso l'1:30, 2 di notte. Vabbè, comunque in cosa Sempre orari sempre americani, saltellando, non so, c'è il vicino del piano superiore è riuscito. felicissimo lui, immagino, degli orari. All'improvviso sento tum tum tum. Ho detto, oddio, levo le cuffie, mi giro verso destra perché penso, non lo so, forse sai, è mio padre, e sento la moglie del vicino urlare. Ho detto, oddio, che combinato. Che cosa è successo dopo? Verso mezzanotte alla mezza incominciavo a parlare così vicino al microfono. Da lì tutti quanti ragazzi in chat, ma perché non cominci a fare l'SMR? Lo conosci l'SMR? Ti piacerebbe farlo? Io all'inizio ero un po' dubbiosa, titubante, perché essendo molto manesca, Violenta. molto attiva, così nel senso il movimento, Ok. cioè, No, passino a sinistra per evitare. Sì, colpi. E questo quindi- Abbiamo l'ASMR in diretta. in diretta, ecco. Te sei un boomer? Ma è no? un orecchio. Sono 2 orecchie, sì, perché questo è il 3D. Ok. Adesso su tutto. Adesso Perché? vedi? Ascoltando con le cuffie. Ascoltate con la cuffia è un'altra cosa, sì, assolutamente. Aspetta, Sì. finisci poi. E quindi- commentiamo. E quindi dicevo, mi distraggo vedendo. Qua che- tocchi. Anche no, io. Cosa stai toccando là? è la cam. Ah, ok. Sì. Tipo carezza, capito? E... La faccia di Riccardo è No, meravigliata. immagino di farlo con 124 like, una cosa del genere. Ci sta, un programma interamente in ASMR. Fai il mercato in ASMR, Calciomercato così. E Mi sono quindi distratta. E stavi quindi dicendo che dicevo- ha iniziato a fare SMR. Sì, l'SMR, perché tutti quanti i ragazzi in chat dicevano, vabbè, dai, vai, provaci. Ok. Incomincio, io all'inizio ovviamente completamente tiltata, perché il fatto di parlare sottovoce, no? Calma, come movimenti molto lenti, non ci riuscivo. Però, da un lato, quando incominciavo, che ero un po' nervosa, un po' agitata, poi pian piano mi rilassavo. Io lo faccio anche tuttora. Quando sono agitata, poi inizio la SMR e incomincio a rilassarmi. Infatti chi ha un occhio vede il mio comportamento iniziale con quello finale. Perché prendi confidenza in modo non parti a raffica. A parte che adesso ormai vabbè sono abituata, però non mi rilasso tanto. Come se ti isolassi. Sì, praticamente. sì. Però tu usi Sì. No, ma pure ASMR. noi, visto lo stress lavorativo. Alla fine sì. Esatto. No, più che altro incuriosito pure dall'attrezzatura a forma di orecchie. Quanto costa questa attrezzatura? Questo 800-900 euro.
Perché sono 2 microfoni, quindi facciamo È 400 orecchio. binaurale, quindi sì, diciamo è per l'ambientazione esterna, si viene utilizzato per questo. La faccia di Riccardo che rimane. Io sono incuriosito Io sono incuriosito invece di sapere se tu ti piace ascoltare la ASMR. A me piace tantissimo, sì. Però preferisco, come faccio su YouTube, questa era la live Twitch, però se metti YouTube preferisco i video di YouTube perché sono meglio, molto meglio, perché io li registro completamente, unicamente Per quello. Sì. Che sono Invece- quelli tematici, giusto? Sì, mi piace un po' di tutto, fare un po' di tutto. Io amo tanto i suoni. Mm. Però sto cercando, visto che la gente mi dice mi piace la tua voce, come ci parli, eccetera, eccetera, allora sto cercando di parlare un po' di più anche su YouTube. Però io amo i suoni in generale, quindi mi piacerebbe fare unicamente solo suoni, però voglio anche, come posso dire, accontentare le persone che mi seguono. Però su YouTube lo faccio ogni tanto anche solo e unicamente suoni senza il parlato. Quindi tu più che seguire i trend di Twitch segui quello che vogliono i tuoi spettatori specificamente. Beh, sì, mi piace, come posso dire, coccolarli in questa maniera. Lo so, Ha ci senso, ha tengo senso, ha senso. abbastanza, sì. Conosco molti streamer che hanno proprio un rapporto con la chat di amicizia. Io ce l'ho tantissimo, che ne so, per esempio quando non vado live, io ho un gruppo dove parliamo tutti quanti, il gruppo Discord, e sto lì che contatto, dico ragazzi oggi no, però sai sempre con quella cosa che ti dà noia che non hai fatto la live, capito? Cioè almeno per me è così, perché ci tengo tantissimo. Ti piace farle? Sì, però ovviamente ci sta a prendersi una pausa ogni tanto, perché sennò, sai, tra alti e bassi è pesante ed Ma è questo successo. è successo? Cioè? È successo, è quello che stavo dicendo quando ho incominciato a fare SMR su Twitch, ci sono stati dei vari dissing su questo approccio Con streamer italiane? con streamer italiane e streamer italiani. Ah, anche streamer Quindi non solo italiani. rivali Giusto, perché di io tenevo ASMR. questa concezione che solo le donne facessero ASMR, invece no. Questo non lo so. No, anche i ragazzi fanno SMR, anche gli uomini, sì. Su YouTube è pieno. Sono pure bravi. Sì. Come si diventa bravi a fare SMR? Cioè, come si distingue una persona che non è brava da fare SMR da una effettivamente brava? Io credo dall'approccio che dà. Tipo, Dai suoni che usa? non lo so, è, come posso dire, lo vedi quando lo fa con amore perché gli piace, a quando lo fa. Perché lo deve fare? Sì, questo noto io. Per esempio le persone che seguo io sia su YouTube che qualcosa su Twitch, riesco sempre a percepire, mi piace quando lo fa perché lo sta facendo bene, cioè con il cuore, capito, che gli piace, che in quel momento sta Si nota la coccolando. passione. Sì, la passione, sì. Invece tante volte vedo che non c'è passione, lo si fa per altro. Tra l'altro tu dicevi prima che hai iniziato senza passione e poi facendolo, diciamo, hai iniziato ad apprezzare la SMR. Sì. Tu prima già lo conoscevi? Lo conoscevo, però per me sembrava molto cringe. Cringe. strano. Almeno non sono Che l'unico a significa, pensare. Riccardo? Da quello che penso io. Strano che Sì, più o meno. Sì, dai, più o meno Mi sì. stai bullizzando un po' troppo. No, ero interessato a sapere se tu conoscevi la parola cringe. cringe. Ero curioso di sapere se conoscevi la parola truppa cringe. di Noviola. No, ti spiegheremo le faide interne che abbiamo. Sappiamo di Noviola. I dissing interni. I dissing diciamo. interni. Ci sta, Tra ha l'altro senso. Viola, Infatti ho omonimo, sentito, pensavo infatti. fosse meglio specificarlo. Ci sta, ha senso. E invece questo lavoro, diciamo, ti senti che possa isolare oppure ti senti parte comunque di amicizie, anche se virtuali? Ho visto anche gli orari, io pensavo Sì. gli orari, cioè come vita sociale per esempio, cioè ti limita la vita sociale anche fare queste dirette la sera, non lo so. Allora, io non la chiamo limitazione perché comunque è una scelta mia, decido io quando andare live e se andare live. Quindi no, limitazione no, assolutamente. Neanche isolare, perché comunque sono sempre scelte che ho preso io.
tipo di non avere una giornata, tra virgolette, di festa, però alla fine, ultimamente però mi sto un po' più calmando. Una volta era più difficile per me prendermi quella giornata di festa, adesso lo faccio più che altro per la mia mente, perché poi ho anche iniziato il percorso in palestra, quindi Ah, sono più sotto... arriva l'estate per tutti. Sì. Quindi sì, è bello, lo sto facendo in maniera bella pesante, quindi... Però ce la sto facendo abbastanza. Tocchiamo anche dei tasti un po' più, tra virgolette, dolenti, anche perché avendo a che fare, secondo me, con davvero tanti spettatori che ti contattano, che ti consigliano, che parlano con te, cioè ti è mai capitato anche il cosiddetto hater sui social? Perché purtroppo, almeno noi ne abbiamo a che fare, immagino anche te. Cioè, che rapporto hai con gli hater? Perché c'è chi risponde a qualsiasi tipo di hater, risponde veramente a tutti, chi li ignora, chi li blocca e altro. A me viene da ridere perché posso anche sembrare molto femminile, ma in realtà sono un maschiaccio dentro. Bruciata Abbastanza. la domanda successiva. Questo mi sa che... Questo è YouTube, sì, questo è YouTube. Qua faccio un suono, poi ci sono suoni molto Questo particolari. che tema era? Questo è tipo, oddio, questo è l'ultimo video in teoria. Sì, è l'ultimo video. Che Non so perché. la faccia di Riccardo ogni volta che Io vedi quando vengo bullizzato al co-conduttore, dai registi. Ogni volta Tutti mi contro distraggo. Riccardo. Ma per la mia faccia o per la tua faccia, ok. sì. la faccia, l'espressione Faccia di chi vede la SMR per la prima volta. Cioè, io sto trattando un tema serio, gli hater. Gli hater e poi compare E l'SMR. poi c'ho gli hater in famiglia. Gli hater, Vabbè, vedi? è per dimostrare cos'erano Infatti gli ce l'hai qua in hater. questa stanza, ce l'hai. Vedi, in questo studio. Fratelli coltelli. Andiamo avanti, va. Dicevi, ti senti maschiaccio con gli hater? Sì, perché diciamo che ogni tanto risponde in maniera un po'... Diretta, per non dire altro. sì. Tipo vabbè. in che in dialetto che No, non dice- posso assolutamente. Vabbè, ci siamo capiti. No, vabbè, sì, si è capito, dai. Non posso dirlo. Vabbè, comunque sì, in maniera anche scherzosa. Non... sono una persona abbastanza forte su sto lato. Anzi, non mi sono mai fatta battere da nessuno perché forse non ci sono mai riusciti. Cioè, ma c'è un argomento sul quale loro e tu molte Quale? volte no, dico non scassiamo niente. Dico, cioè tu hai detto sono molto forte, però alcune volte rispondo di getto così. Sì. Perché toccano determinati argomenti oppure perché magari a No, giornata perché- dici questo mi ha rotto proprio le scatole. No, perché o sono in preciclo, Ah, ok. quindi ho le quello mie è- cose. insomma. Sì, di solito è per questo. Ho appena giornata no, ma non tanto perché toccano me, no, in realtà assolutamente no. Io vabbè, a volte lo faccio anche per divertimento, per far ridere un po' anche i ragazzi in chat, così, sai, per il content. per fare audience. Sì, quindi ogni tanto... Grazie per la traduzione. Puttana, eccellenza. Abbiamo tradotto Bravissimo. content in audience, alla fine sempre parole inglesi sono. Io ti ho ringraziato, ma devi stare lì su ogni... Oggi è dura comunque per te, mi dispiace, lo sai? Grazie, dobbiamo fare 3 Ok. settimane così, quindi... Cavolo. Finiremo come Luis e Fedez alla fine, facciamo infatti. audience su Io quello. vi faccio, Quello che vuoi. io vi Luis mando è più l'avvocato a anziano. casa Tu fai che- Fedez? io faccio È il Fedez. boomer tu allora. fai Luis? Io sono quello più giovane. Ok. faccio Fedez. Vediamo la Ferragni. Che ci segue sempre, tra l'altro. Su Calcio Napoli Sì, 24. sì. Non lo so. No, te lo sto dicendo ora. Hai visto? Tifosissimo del Napoli. Sì. Non divagare. Non divaghiamo, non divaghiamo. Non divagare troppo. No, io ti avevo parlato anche degli hater, adesso veramente per fare i seri, anche perché so che tu quando eri un po' più giovane ci sono stati, quello del bullismo, insomma, degli episodi che comunque ti hanno un po' segnata. Ecco. Sì, abbastanza. Ecco, diciamo forse anche questo mi ha fatto cambiare tantissimo caratterialmente, mi ha forzata tanto. Io ero completamente diversa prima, ero molto chiusa, avevo paura di rispondere, che ne so, ai miei compagni di classe, quindi stavo sempre lì nell'angolino, Sulla capito? difensiva, Sulla stavi. difensiva, sì. E venivo sempre bersagliata perché per loro ero la debole della situazione. Come sei riuscita poi a
fare questo lavoro partendo da un'insicurezza Credo così che devi profonda? lavorare tanto su te Parecchio. stessa, no? Su questo. Sì, abbastanza. Sì, infatti avevo tanta insicurezza. Crescendo, forse la fotografia mi ha aiutato tantissimo. Mm. Il posare mi ha aiutato tanto a far capire che potevo contare su di me o anche sul mio aspetto fisico, no? È stata una prova, una battaglia con me stessa, perché ovviamente grazie a tutti questi fattori esterni mi hanno portato anche a anche altre robe esterne, alla depressione, quindi purtroppo Questo è arrivato prima o anche dopo? questo periodo. Prima o dopo che tu iniziassi a essere presente sul web? Nel mentre, quando facevo la fotomodella. Mm. Ok. Quindi tu eri già facevi video o solo fotografie? Fotografie, Ok. beh, video musicali, tutte queste cose, quel lavoro lì. Che hai iniziato comunque prima di essere un personaggio proprio del web. Sì, è lì e c'è stato un brutto periodo. E che Purtroppo. consiglio daresti per le tante persone che comunque affrontano periodi di depressione e di difficoltà? Qual è il Infatti- consiglio che tu, Violet, daresti a loro? Infatti cerco sempre, anche ne parlo tantissimo in live, perché purtroppo ci sono tanti ragazzi che arrivano in live che vogliono un consiglio, che stanno affrontando un momento brutto, un lutto, la separazione dei genitori o altre cose esterne. E il mio consiglio, quello che io non ho fatto, ma non sono tutti così, anzi, io non mi sono mai fatta aiutare da nessuno, quindi l'ho sempre vista da sola. Ho sempre cercato di nascondere questa cosa all'epoca anche ai miei genitori, perché mi vergognavo. Assolutamente non dovete fare così, perché è la scelta più sbagliata, e quindi parlate sempre, fatevi aiutare. Io ci sono riuscita, ma non è detto che qualcun altro riesce a fare il mio stesso percorso. Certo. Quindi fatevi sempre aiutare da qualcuno e parlate sempre con una persona che vi fidate, che volete bene, un genitore, chiunque sia. Mi sembra il messaggio più giusto da dover dare, io nel mio piccolo ovviamente. Assolutamente. Lo sottoscrivo. Ti vedo se sei carico, c'è una domanda. No, ma cioè, se dobbiamo bullizzarci così. Adesso io non sto bullizzando nessuno, sono stato nel mio piccolo, non è No, invece volevo rialleggerire un attimo dopo Alleggerisci, questa cosa vai. serissima che è stata detta giusta, però rialleggeriamo per tornare allegri. Sì. Allora, su Twitch io so che si guadagna bene, ma è vero solo per chi è al top del top oppure è vero per tutti gli streamer? Allora, intanto dipende sempre dai periodi, cioè tipo, che ne so, verso Natale, robe così, quando ci sono più pubblicità, quindi dipende anche dal periodo estivo, invernale, da quello che vogliono mandare in onda. Comunque, ovviamente, la teoria è giusta, nel senso, più sei grande come streamer, più guadagni. Mm. Purtroppo, cioè nel senso è così, purtroppo ne dico, perché ovviamente se uno ha un canale piccolino ha iniziato adesso, essendo molto satura la piattaforma, è complicato, però se uno ci riesce abbastanza bene. Io ci ho messo un bel po' a formare il mio pubblico, come ti dicevo, ecco, perché ci tengo. Perché oggi quello è il tuo lavoro alla fine. Sì, esatto. È il tuo lavoro principale. Sì. E tra l'altro lavora anche più di noi, perché in realtà va in live quasi tutti i giorni, credo. Sì. Tutti i giorni. Sì, tutti i giorni, a meno che Che non ci sia appunto il giorno Sì. extra, però è proprio una particolare. ferie non pagata, diciamo. Esatto. Quindi lavora anche più di noi. Quindi molti che vogliamo sottolinearlo ancora? Sì, È sì. poco oppure... Che non è vero proprio, ma per niente, insomma, la nostra community lo sa. Hai visto, in questo caso non bullizzo te, ma bullizzo entrambi, anche me stesso. Scelta Quindi... vincente la tua questa, cavolo. Adesso ho capito, si vuole un po' apparare, quindi sta bene se vabbè, stesso. ognuno il Voglio suo. tornare amico, non voglio dissing sul Dici web. tu, abbiamo Bellino. tre settimane. settimane, ci sta. Poi vediamo come andrà a finire. No, io sono rimasto ancora sul gamer, perché in questo momento io torno su Twitch.
sono tanti gli argomenti, le tematiche che si affrontano su Twitch, davvero puoi vedere di tutto, dal gamer, eccetera, eccetera. C'è la tematica che in questo momento va più forte su Twitch, cioè va un po' a periodi, in base al tema forte. Il trend, insomma. Sì, il trend detto proprio cioè c'è un trend oppure... Ma al momento no, forse noto che si parla spesso della sessualità o drama, Ok. quindi sempre ultimamente non c'è... Drama, cioè? Sai, tipo, che ne so, quello che tipo Luis e Fedez, robe così, capito? Il Tra gossip. streamer, no? Io per esempio adesso c'è un apro i po'- social, l'unica cosa che vedo è il Titan, cioè il sottomarino, il sottomarino, Sì. cioè sto vedendo solo quello sui social, quindi sì. si sente molto quello, secondo me, che può essere il flusso delle notizie, il trend Sì. o altro, a prescindere da quello che è l'età, perché immagino che i tuoi spettatori abbracciano un po' tutte le fasce Sì, d'età. sì, abbracciano tutte le fasce d'età, Ma sì. principalmente la domanda la faccio: maschi o femmine? Principalmente maschi. Principalmente maschi. Ma ma guarda che in generale è così, perché Twitch è una La piattaforma, piattaforma- sì, che ci sono cioè ci sono ovviamente più sesso maschile che sesso femminile. Chiaro. Ho anche ragazze che mi seguono, sono aumentate tantissimo in 2 anni, quindi sono molto contenta. Cioè in questi 4 anni, gli ultimi 2 anni sono aumentate tantissimo, e ti dirò di più. Sai, perché la gente pensa, la SMR, sai, il ragazzo. Assolutamente no, ci sono ragazze che mi hanno fermata agli eventi e mi facevano i complimenti sulle SMR, perché ci sono tante donne che mi seguono anche su YouTube che guardano il mio SMR Mm. e mi Ecco, fanno i perché complimenti. questo volevo sapere. La SMR, diciamo, io lo vedo anche sotto alcuni punti di vista come una cosa sessuale. Certo, Cioè sì. molte persone sono... Invece non è solo questo, perché Assolutamente no. sono persone che proprio si rilassano, Sì. addirittura solo per addormentarsi utilizzano la Sì, SMR. ma per addormentarsi incontro persone che dicono io mi addormento, scusami, sento il tuo SMR mentre studio, mentre gioco, che ne so, tipo a League of Legends, visto che è un gioco molto che ti fa tiltare, io ti metto di sottofondo nelle cuffie e mi fai rilassare mentre giocano a FIFA. Cioè sta roba fa... No, fa però vedi, strano, questo però... sono aspetti che francamente la maggior parte delle persone non Sì. immaginano neanche. Io cioè, quando studio manco Ecco. la musica... No, Vabbè, vedi- un altro vediamo ancora. No, questo che cos'è lì a fianco lì? Cos'è, È un Io so- trigger, diciamo, è delle un- palline che... Sì, delle palline, sì. Ah, come quelle negli antistress praticamente quasi. Sì, più o Ma meno, dove, sì. dove si comprano queste palline? Sai, non mi ricordo questo dove l'ho comprato. Cioè tu vuoi proprio l'attrezzatura comunque. Sì, ma Mi sa perché- che mi è mi uscito... chiedo- Ah, sì, mi è uscito dentro agli slime. Ah, quindi cioè, tu confezione improvvisi degli slime. anche a Portano volte. ancora Sì, gli sì. slime. Ah, questo lo posso No, utilizzare per... Mi fa 2 annetti fa, 2 annetti fa, dove passavo gli slime. Ancora per gli slime. Mi ricordo gli slime quando al liceo. insomma, Anch'io così. pensavo che non li producessero più. Ma tu sei giovane. quindi- TikTok andò forte un botto che faceva i video sugli slime. Ma e questo stavo dicendo, la SMR, vedi, ora ci sono tutti questi oggetti, qualunque oggetto può essere usato per fare SMR. Sì. Io mi ricordo che Vabbè, quando la pentola studiavo... no, poi dipende, nel senso. Fa un po'... Ma non è molto rilassato. No, al massimo qualcuno si rilassa. che ne Però, cioè, tu ci pensi che io quando studiavo il minimo rumore mi distraeva. Poi vabbè, io non volevo tantissimo studiare quando stavo al liceo. Però c'è so. gente Sì, che... sì, si nota comunque. cioè. vabbè, il Aia, dissing è partito, aia. il dissing è partito. Però vedi, c'è gente che invece mentre studia si mette la SMR. Sì. Vabbè, però- diversi per esempio studiavo con la musica. Io riuscivo a ci concentrarmi più con la musica, quindi penso che ognuno davvero riesca a trovare Il suo... il suo mondo, la propria bolla con E anche con un'altra l'ASMR. cosa è pure il suono del phon, no? Anche a quello mi rilassa. Ci sono bambini che si addormentano, Sì, mio nipote per esempio vero. si addormenta col suo Molti col bambini phon, col- quindi- Ma con anche persone l'aerosol adulte, anche. anche le persone adulte si addormentano con il phon. Ah, vedi. Poi la Vabbè, ci bolletta sta. chiaramente La bolletta scatta. poi... Che tu ti addormenti col phon acceso, quindi tutta la Poi può notte. esplodere, tipo la presa, no, non la farei mai. mai. Vedi, la gente non vuole consumare la bolletta del phon. Accende sento Violet adesso. su Twitch. Vedi? Lo accende al No, no, però è posto. interessante, cioè per esempio perché se io sento questo, a me non dico che dà fastidio, però lo sento quasi un suono che a me per esempio non è che rilassa molto.
senza voler offendere ovviamente noi. Però c'è gente Vabbè, che su potresti- Twitter... Ricordati che Violet ha detto prima che manesca, quindi... infatti se hai notato stendo verso sinistra. No, però Passa di là, vai, sì, sì, sempre tra poco mi spostano anche il primo piano. No, per questo dico, cioè è molto interessante andare a capire questi fattori che spingono Sì. a seguire, perché tu giustamente dicevi la maggior parte sono maschi, la maggior parte potrà pensare a un qualcosa di sessuale. Sì. E chi non conosce, secondo me, la materia dice vabbè, è un qualcosa di sessuale, è un qualcosa per... Invece no, non è assolutamente così. Chi la conosce, ovviamente questi discorsi non li fa assolutamente. Chi non la conosce, che ci sono tanti ragazzi nuovi che entrano, vedi. la prima fase, ma che sta a fare? Vedi. Vabbè, poi uno spiega, perché poi c'è il comando in chat su Twitch dove spiego tutto. Ma anche se ci pensi, cioè, un phon non è sessuale. No, Cioè, capito? assolutamente. Ma guarda, anche quando faccio i vari suoni, ti fanno la battutina. Tipo? Tipo, che stai facendo? Ma stai facendo questo? Cioè, robe, capito? Sempre Ah, ho molto... capito, sessuale, cioè puntano cioè, al io doppio sto- senso, Sì, manco a di all'ambiguo. sai che sto dando dei bacini o parlando. No, faccio dei suoni, no, comunque loro prendono a male sta roba Oppure, perché ho detto il fatto del phon? Perché parecchie persone mi hanno chiesto il phon in SMR. Il problema è che io facendolo a mezzanotte, cioè alla mezza di notte. Il signore di sopra. Il signore di sopra E poi la signora che ha la lanciato signora tutto, che poi capito? rompe le che ha scatole al lanciato la testa del marito. marito pum, 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 sul pavimento. La signora di sopra è quella che ha permesso a Violet di fare ASMR. Quindi Quindi meglio ringraziamo così. la vicina di casa di Grazie. Violet. Come si dice la vicina di sopra? La vicina di sopra. Vicina di casa, adesso non entriamo nel... La soprina. La soprina. Fortunatamente manca un quarto d'ora così... No, scherzi ma ti arrivano anche richieste particolari a questo punto? Sai com'è? Tipo? Scusami, ti ho detto, molta gente che si avvicina per la prima volta non conosce bene questo mondo, immagino che arrivino delle richieste un po' particolari. Sì. Vabbè. La classica domanda è se OnlyFans. E ci saremmo arrivati. Spoiler, no. No, OnlyFans No. no. Come, vabbè, poi te lo chiedo io, ok. come consideri OnlyFans, insomma, che visione hai tu comunque Ok, dal ok. mondo social? Perché è un mondo che spacca in due OnlyFans. Sì. Sì. Però ci vuoi arrivare dopo? Sì, ci arriviamo ok. dopo, il gran finale. Il gran finale, giusto, ci sta. No, vabbè, richieste particolari, tipo i vari fetish, foto dei piedi. In live queste ti arrivano? Ah, sia in live che privatamente, sì. I vari fetish Che tutti noi alcuni, conosciamo. guarda, no, in realtà alcuni manco li Alcuni manco conoscevo, li però... conoscevo. Il sedere, i piedi, il phon, Il sedere un che sacco di roba. fetish, scusami, il sedere che Il sedere è fetish Sedere. standard. non credo sia un... Non so, oddio. C'è anche il fetish del naso, questo non l'avevo mai sentito. dei capelli. Fetish dei capelli. Che guardi a me, cioè... Sto pensando. Vedi, quando vado dal barbiere magari me li vendo. Vedi? Ti puoi fare un po' di soldi, Tu ci scherzi. Per esempio in Giappone queste robe per loro è normalissimo, In Giappone. Vendono di tutto. Neppure i giapponesi io pensavo che fossero avanti. E invece... Ti ho perso un attimo, comunque... No, sta sai, abbiamo bene, parlato... l'ho No, non sto vedendo Vincenzo. Ho il doppio Vincenzo 1, Vincenzo 2, mamma mia, posizione terribile questa. Ho usato la foto dei capelli. Dei miei... vabbè. Sono la foto dei capelli. No, allora te parla di giapponesi adesso, Sì. che è altra cultura che mi affascina molto. Abbiamo parlato dell'America, eccetera, eccetera. Dal punto di vista proprio di queste richieste targetizzate per qualche nazione, cioè hai notato dei punti in comune? Ah no, America? assolutamente, no. No, assolutamente In no. generale, Sì, in generale. la maggior sì, parte sì, italiani, immagino. Sì, la maggior parte italiani, Giustamente, sì. ci sta. Vabbè, veniamo al discorso OnlyFans, Sì. voglio sapere la tua su Sì. OnlyFans, perché avevo parlato di feticismi e altro, vedi, cioè su E non OnlyFans... era ancora uscito OnlyFans. Assurdo, perché OnlyFans di solito ormai esce ovunque. Ecco, e Ma infatti... noi siamo occasionali, non a poco, Noi siamo non a caso. occasionali Sì, sì. apposta. Perché ovviamente la gente fa, perché non hai OnlyFans? Cioè, non comprendo perché tu non lo abbia. Io, allora, non ne sento il bisogno, non
non mi interessa, no, perché sai, si fanno tanti soldi lì, no? Cioè se ne escono sempre con queste cose. Va bene, sì, ne sono consapevole, che posso farci un botto di soldi, c'è pubblicità, eccetera, eccetera. Però al momento non sono interessata, che poi l'OnlyFans comunque sono 2 annetti che Sì. sta dando molto. Però non. Ecco, per esempio, questo è un altro discorso che se ne parla tantissimo, OnlyFans, che se ne parla sempre Assolutamente. e ovunque. Un trend. È un trend, sì, cioè ormai. Vedi, mo ha detto trend. Impara velocissimo. Bravo. Grazie. E quindi no, non ne sento bisogno di aprire questa piattaforma. Che cosa ne penso di OnlyFans? Che ognuno è libero di fare ciò che vuole, assolutamente. Non capisco ancora tutt'oggi, nel 2023, perché ci dobbiamo applicare su determinati contenuti. Se una persona è interessata e vuole fare quell'approccio con il pubblico e con la sua estetica, con il suo corpo, ognuno fa ciò che vuole, ovviamente sempre nei limiti e tutto, però io non ci vedo niente di male. Poi chissà, può essere un giorno. Quindi Violet lascia la porta aperta a OnlyFans, ci stai Sì, dicendo? taglio un ciuffo di capelli e lo vendo. Di Vincenzo. Di Vincenzo. Mio, sì. però spaccia per suo. Magari Geniale, giusto. geniale. Però comunque su TikTok questo crea un po' di concorrenza. Ho visto molte ragazze che hanno OnlyFans riescono a ottenere un seguito maggiore. No, c'è stato penso qualcuno che si sia spostato di piattaforma, no? In questo senso, abbandonando magari, che ne so, Twitch o TikTok per passare a... Ci sono state a persone OnlyFans. che hanno fatto questa cosa, sì, ci sono state, sì. Perché ti dà pubblicità? Perché giustamente è molto provocatorio, no? Certo. Quindi sei anche te molto sensuale, poi dipende sempre dalla persona in questione, cioè non è sempre così. Però Chiaro. diciamo che alcune OnlyFans sono molto sensuali anche all'approccio, che ne so, su Instagram, TikTok, quindi è ovvio che hanno un po' più di anche seguito, ma è una cosa normalissima. Sì, 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 sì. Però c'è troppo casino su questo discorso, vedo tante persone che, non lo so, non accettano questa cosa che una ragazza o un ragazzo faccia contenuti su OnlyFans, oppure io non ci vedo niente di male. Ci siamo bloccati su OnlyFans. Sì, ero perso. No, io allora per come la vedo io credo che il discorso di Violet sia giustissimo. Il problema è che soprattutto in Italia siamo una, diciamo così, società abbastanza retrograda, cioè siamo lo so. abbastanza all'antica, quindi già questo cade il mondo, insomma, Sì. OnlyFans, metti i piedi su OnlyFans, metti il culo da fuori su OnlyFans, cioè esce l'impossibile. Io credo che ci sia bisogno anche di un avanzamento culturale. Fin quando non avverrà questo, le polemiche ci saranno sempre. Io penso che le polemiche le avranno fatte anche su di te per la SMR, Sì. per esempio, Sì, quindi, sì, sì, senza dover arrivare ad OnlyFans, cioè Sì. alla fine non ci vedo nulla di male. Metti un contenuto, vuoi pagare, lo paghi, lo vedi, fa Certo. parte anche della domanda e dell'offerta del mercato, questo, Sì, esatto. senza andare troppo Ma i oltre. tuoi genitori invece sanno che fai ASMR e come l'hanno presa? Allora, mio padre lo sa, no, mio padre ha sempre accettato tutte le scelte che ho fatto, io non gliel'ho mai nascoste e nulla, assolutamente, gli ho sempre detto tutto. Quindi mia madre all'epoca invece vabbè, ho sempre avuto un rapporto un po' scontroso con lei, però tra i due sono sempre Ti trovi stata- più con tuo padre? Sì, di tanto, però sì, hanno sempre accettato tutto. Mio padre è molto aperto mentalmente, stranamente è molto aperto, quindi anche coi tatuaggi, l'unica cosa che è contrario è con le sigarette, Quindi non fumi. Quindi si va avanti, prossima domanda. Mi ricordo prima quando stavamo salendo è uscita questa parola. Che è uscita, Giusto. però. Non dice... Ah, perché giustamente il padre non lo sa ora, Emanuele, lo sta taglia- scoprendo taglia ora. questa parte in regia, Taglia in grazie. diretta, taglia la Taglia diretta. in diretta quest'ultima parte. No, fumavo. Fumava. Altra domanda, aspetto sentimentale di Violet. Te l'ho fatta la domanda, ma a te la risposta. E che vuoi sapere? Sei sentimentalmente legata? No, al momento no. No. Però l'hai detto in maniera un po'
incupita. Aspra. È un po' aspra, sì. Aspra. No, perché diciamo che no. Allora, io sono sempre stata una persona abbastanza. Allora, sono schietta, però la vita privata la lascio privata. Non mi piace esporre questo lato della mia vita esternamente. Però con gli anni, anche grazie a Twitch, sono cambiata tantissimo. Mi sono aperta molto di più, anche emotivamente. E che ne so, tipo una cosa stupida che non ho mai detto la dico in live su Twitch, perché mi voglio aprire un po' di più col pubblico, però su tantissime altre cose cerco sempre di mantenere comunque una lieve barriera. Ok. Quindi ecco perché ti ho risposto così, ma non Hai fatto perché No, perché per esempio potrei pensare, questo tuo essere così diretta potrebbe anche eventualmente un po' spaventare un ipotetico ragazzo. Perché è mai successo questo? sì, è capitato che sono scappati. Sono scappati addirittura. Mazza. Eravate insieme dei corti fino a un leone certo proprio. punto. sono Non so, scappati. no, ma tipo, ma robe strane perché mi vedeva troppo, come posso dire, no dura, però un po' forte nei suoi confronti, sai che, come posso dire, non mi viene la parola. Manesca. No, ma no, No, cioè, è quello è un sempre. altro lato eventualmente. Sai cos'è? Non mi piace, non mi piace, o comunque non voglio un rapporto dove, che ne so, va bene, questa foto non la puoi postare, ok. cioè, se vuoi stare con me devi accettare qualsiasi cosa. Faccia. Esatto, Sei comunque indipendente. No, sono questo lo possiamo indipendente dire, e quindi non amo assolutamente una persona che mi blocca anche su una minima Ok. piccolezza. Quindi Forse ragazzi, è vi stiamo questo, dando forse consigli. questo è il problema, non lo so. No, perché è un problema. Ci sta. Vuoi la libertà, chiaramente, soprattutto nella tua carriera. Sì, assolutamente, perché è la cosa più importante. Anche Ci perché, tengo perché tantissimo, limitarsi poi? Sì, ci se no tengo uno si accontenta. tantissimo, sudo un botto sempre per cercare di fare la cosa che mi piace, eccetera, eccetera, quindi assolutamente no. Assolutamente no. Senti, a proposito di spasimanti o altro, ovviamente senza fare nomi, eccetera, eccetera, ti ha mai contattato qualcuno di famoso? Sì, anche calciatori. Anche calciatori, noi non parliamo di calcio, ve lo ricordiamo. Sì, ma Ho avuto paura che dicessi anche gente di Calcio Napoli 24. Immagino che dopo questa figura di 60 anni. sì, comunque sì. E come ti sei approcciata a queste Sincera, avance? Che possiamo dire avance? sincera, non so come mai, però non mi hanno stimolato nulla. Come mai? Cioè, vedi un po' di falsità, un po' Sì, di... sarà stato quello, che non ci sono riuscita. Cioè, manco a dire, vabbè, sai, proviamoci, che ne so, può Cioè, essere. troncato proprio al primo messaggio, Sì, forse sì, secondo messaggio. perché mi facevano capire qualcosa che Non era quello che che non cercavi. cercavi. no. Ok, No. risposta Invece sincera, ci sta. intra-streamer? Questo sorrisetto cosa? È Non so una manco risposta poi questa. se tra streamer. Ni. Ah, ok. Quindi c'è un po' più di curiosità sull'intra streamer. Sì. Io non dico niente. No, figurati, Io- manco io sto dicendo tutto Vincenzo. quindi- No, io direi, secondo me, indagando si può trovare qualcosa. O no? No. Ok. No, non si può trovare niente. Ok, quindi quelli che sono apparsi negli stessi video non sono. Sherlock Holmes. Bravo, esatto. Chissà. Chissà. Vabbè, che poi ci starebbe perché vanno in live, capito? Gli stessi orari. Però non Hanno- è in questo caso quasi conflitto di interessi che fai la stessa live. Oddio, non lo so, non credo. Ma tu dici, cioè, io vado in live, l'altro canale va in live, questo intendi? O che stiamo insieme nella stessa live o video? Non ho capito. No, dico, se vuoi, diciamo, un rapporto tra due streamer, Ah, no. funziona perché hanno gli stessi orari. Sì. Si trovano. Da quel punto di vista logistico. Logistico. Non lo Ma devi sì. chiedere mica a me. No, ma penso in di sì. realtà sì, ci sta. A parte che ci sono un botto di persone che fanno le stesse cose sui social.
stanno insieme felicemente, credo, poi... Il tuo è un nick invece. Il tuo è un nick. No, vabbè, c'è stato è un qualcosina. sì però nascosto. C'è stata qualcosina in Un flirt. passato, sì, vabbè. Ok. Avventure estive non in estate, anche Non in inverno, estate, esatto, autunno, inverno, prima- in Assolutamente. pandemia. in pandemia. Ah, Ancora peggio? In zona rossa? Il famoso sto scherzando, quarantena. no. Ok. C'hai qualche altra curiosità? Tu hai voglia, tu andresti avanti sì, per io 3 ore racconto, proprio. io per tutta la vita praticamente. No, io ho un'altra curiosità, aspetto fisico. Ovviamente, insomma, l'avete vista Violet, io sto prima o poi lo scasso il microfono. No, dico, aspetto fisico sicuramente è uno dei punti che ricade all'occhio di quello che è il tuo spettatore o altro, sei una bellissima ragazza. Io sono molto incuriosito da questo tratto qua sopra, che penso sia un tratto distintivo a un certo punto. Sì, è vero. Come mai, come è nata questa idea? Perché ce l'avevo da bambina e poi, visto che alcune ce l'ho sotto, allora faccio un ricalco. Cioè ha un significato semplicemente di ricalcare, non è che ricorda magari qualcosa, che ne so, Ah, no, una sì. guerriera Mazzone, boh, Ah, non so no, io, no. qualcosa del genere. Ok, Solo che mi ricordo che parli delle lentiggini, no? certamente. Mi ricordo che all'epoca non piacevano, invece adesso Vanno. Sì, vanno un botto. Ormai è di moda, quindi. Hanno fatto Se ne pure cadono i anche, filtri quindi. ovunque con... Sì, sì, pure i filtri, sì, vero. esatto, è vero, sì. Vero, vero. Su TikTok è pieno. Sui Sì, filtri sì. ci arriva ancora. Ecco, vedi? Non è tanto boomer su storia. Quindi te lo sei messo anche tu il filtro delle lentiggini? A voglia. Ah, ok. Sta Tutti i bene. giorni ti fai Che domande fai pure tu? Secondo te? Dobbiamo fare la grafica di te dopo il video ASMR con le lenticchie. Secondo me Proprio, cioè, sarebbe... il mio tesserino da giornalista lo devo proprio Bello, bruciare bello. dopo Questo queste 3 modo. settimane. Mi sembra più che giusto. Grazie sempre. Col phon che ti passi nel ciuffo, vedi? Poi Ragazzi, metti là, mamma hai mia. capito? Guarda, Parlare. secondo me Guarda, spacchi su attento e poi ti Twitch. vengo a fare divento Concorrenza. competitor, Infatti, quindi non mi sembra il caso. Ci starebbe un sacco, Ma anche solo parlare. Adesso ne ho anche un'altra io di bullismo qua, oppure Violet contro, grazie. Parlare così, capito? No, me ne addormento io per primo Ah, vedi? probabilmente. Vedi, allora ti rilassa, vedi? da solo, ti fai ASMR da solo praticamente. Ma state intervistando me tutti e due oppure... Stiamo proponendo nuove idee. No. Vedi, lo vede. stai facendo agitare, lo stai facendo agitare che col Tanto microfono ormai è partito. quasi finto. Sai che dopo... Pago 2 anni qua in Allora, redazione, no, figurati. Ha senso. Va Vai, bene. C'hai un'ultima curiosità? Allora, io... Eccolo. Finalmente, dai. Ah, però questo bullismo così, dai, veramente. Gratuito. Se vuoi vado via. Ah, no, assolutamente. Io un'ultima cosa volevo chiederti. Stasera tu andrai in stream, giusto? Sì. Sempre solito orario? Sì. Alle 20? Le 21:30. Ok, allora diciamolo anche a chi ci segue. Stasera alle 20:21:30, poi si decide al momento. Al momento sì, e dipende a che ora mangio. Sarai in live sul canale I'm Violet. Sì. Su Twitch, solo su Twitch, giusto? Vai in live? Sì, al momento sì, su Twitch. Ok, su Twitch. Quindi seguitela e... Che contenuti porterai stasera? E allora, quando è stato l'altro ieri ho portato un gioco horror fighissimo, bellissimo, veramente bello, e poi ho fatto SMR. Stasera penso che farò Fortnite, che mi farà arrabbiare tantissimo, credo. No, perché? Per gli aggiornamenti che fanno ultimamente. Beh, il tuo personaggio su Fortnite com'è in questo momento? Cioè, anche perché là ci sono le varie skin, le varie cose. Non mi ricordo il nome, ma è tipo una tizia con i capelli biondi, tatuata col cappellino e pantaloncino. Ok. Ah, ci sta. Insomma, Semplice. generica, Generica. però. Semplice. Ok, Sì, è una cosa semplice. Non mi ricordo la Va bene, ci sta. D'accordo. Ragazzi, siamo arrivati quindi in conclusione di questa prima puntata di Occasionali. Mi auguro che vi siate divertiti, mi auguro Violet che tu ti sia divertita a bullizzare me Assolutamente no. insieme a Vincenzo. No. La sto scherzando. Dai. No, mi sono divertita veramente Dai. tantissimo. Voi siete simpaticissimi. Grazie Lo so mille, di grazie più, mille. però Poi è ringraziamo stato anche bello Vincenzo. stare anche col boomer, quindi. Bullizzare il boomer è stato... Cioè, noi siamo contro il Vedrete tra bullismo, tre però... vedete tra in 3 questo caso- settimane poi che Tra 3 succederà. settimane. 3 settimane ci denuncia. Sì, esatto. Anche meno, molto Viene con la probabilmente. querela qui. Più
Più che altro ricordiamolo, a proposito, tra poco recap ore 18:30, torniamo a parlare di calcio ovviamente, perché di Napoli insomma notizie ne arrivano parecchie e come. Gli occasionali invece torna domani, giusto Vincenzo? Assolutamente. Solito orario 17-18 dal lunedì al venerdì. Domani parliamo di... This is stand-up comedy, che significa Io non ho capito nulla di quello che hai detto, te lo giuro. stand-up comedy. Stand-up comedy. Domani esattamente parleremo di comicità napoletana e non solo, proprio per abbracciare tantissimi temi. Assolutamente. Io, al contrario di Riccardo, ci vediamo direttamente domani, quindi vi saluto. Salutiamo anche la nostra ospite Violet. Splendida Violet, che ringraziamo grazie ancora. mille. Grazie davvero a voi, grazie mille per l'invito. Sono veramente felice di essere stata qui. Grazie a te, mille. felicissimi noi, grazie a Vincenzo Credendino, Dino Viola, i Bernardos Brothers in cabina di regia, Emanuele e Vittorio. Gli occasionali torna domani come sempre alle 17, tra mezz'ora invece recap, si torna a parlare di calcio Napoli. A domani.